money that I don't accept. Buongiorno e benvenuti in Giorni Extra 4. Buongiorno, mi presento. I miei baffi sono perfetti. Io sono Alfonso dei Giri del Jack. E sì, apparirò qualche volta in questo canale in quanto il signor Jack mi ha concesso la sua password. Quindi, signori, apparirò spesso. Io, a differenza di Jack, sono una persona seria. Sì, sono una persona seria. Lo so, sembra strano, ma sono una persona seria. Il mio accento è molto strano, però sono una persona seria. Quindi, signori, sono Alfonso. Buongiorno a tutti. Ah, dimenticavo. Per chiunque provi a dire sei uguale a Jack, c'hai solo i capelli sui baffi, io rispondo no, io sono Alfonso. E con Jack non ho nulla a che fare. Ragazzi, sono sul terrazzo, di giorno! Cioè, potete osservare la bellezza del luogo! Guardate com'è bello! Cioè, ditemi, ci sono le panchine! È spettacolare! E potete vedere il fiume, il bel colore del fiume. Wow! Che bello! Che bel posto! Questo è un bastone, quello è il fiume. Adesso non c'è il telefono. Questa è una telecamera che non mette a fuoco la parte giusta. Visto che sto iniziando ad avere dei mancamenti, mi sto convertendo alla carne. Cioè, convertendo. Sto iniziando a spendere qualcosina di più per mangiare un pochino meglio. Ragazzi, questo è un esperimento sulla qualità e perché sì, devo mangiare qualcosa di meglio. L'ho trovato su Instagram, quindi si prova. Ragazzi, io non so voi, ma a me ispira veramente tantissimo. Cotto il giusto. No, giusto poi. E ora si dà il via all'assaggio. Spaziale. Buongiorno a tutti, qui è Jack dei Giri del Jack e questo evento spero non lo sentiate perché so che è molto fastidioso. Cosa sto facendo oggi? Oggi sto facendo un giro. E sì, sono da solo. Perché? Perché sì, buon amato Jack dei Giri del Jack ha bisogno di stare da solo ogni tanto. Perché sì, ho bisogno di solitudine. Per quanto possa essere bello stare in compagnia, ogni tanto serve. Perché è stato divertente restare in compagnia. Ma non so come continua, di conseguenza il tempo vola via. E ho sbagliato le note, ma chi se ne frega. Signori, ci vediamo dopo. Buonasera! Sì, ho saltato tutto il pomeriggio di peso. Ma non è stato per colpa mia. Vi ho presentato stamattina Alfonso. È stato lui a non volere che ci fosse i Giri del Jack anche il pomeriggio, quindi mi ha chiesto di non registrare. Lo so cosa pensate, però me l'ha chiesto lui. Se volete vi faccio parlare un secondo. Alfonso? Sì, sono io Alfonso e lo so che volevate vedere i Giri del Jack, però scusate ma noi non ero d'accordo, anche perché i Giri del Jack sono i Giri del Jack e non devono fare anche la vita privata del Jack tutta. Quindi scusate, no, non è vero, non me ne frega niente di voi.
Perché io sono Alfonso e sono cattivo perché ho i baffi, vedete? Signori, sono Alfonso e sono un po' Round numero 2. Boia che molla. E stasera mi vizio. Ostello, e anche stasera si riposa e domani si riposa ancora e domani si mangia la paella, perché Andrea ci offre la paella, cioè ci fa la paella, noi mettiamo anche qualcosa ovviamente. Buongiorno, allora il video di oggi, la parte di oggi resta in bagno, ne finirà in bagno, perché sì. Devo salutare le persone, devo salutare la mamma. Ciao mamma, adesso mi hai commentato anche tu. Devo salutare sempre Requiem, sempre Filippo Scaramuzza e Dario Zatti, ma per due motivi. Sia perché ha ascoltato il caso al Pusterlengo, sia per quello del giorno prima che non sono riuscito a salutarlo in quanto ha commentato dopo che ho già registrato, ho montato il video. E oggi, visto che sono 2 giorni, facciamo 2 parole. Sì, la prima parola è rubinetto. Sì, ho usato molta fantasia, molta fantasia. E poi vedremo domani che altre parole mettere. Se le mettete entrambe vi farò un premio, vi manderò una foto del Jack nudo, vi farò uno speciale su Alfonso. Buongiorno. Questa mattina, sì, ho dormito un pochino di più, tipo sono le 10:03 e mi sono svegliato 5 minuti fa. Quindi, sì, stamattina ho dormito. Ma più che altro, vi ricordate a inizio video, anzi agli inizi dei giri del Jack, che mi continuavo a lamentare perché c'erano gli spifferi? Ebbene, per stanotte ho avuto un'idea molto intelligente. Ho detto, non voglio più gli spifferi. E di conseguenza che ho fatto? Facile, ho spalancato la finestra. Niente più spifferi. Ragazzi, oggi a pranzo ci hanno fatto la paella. Non so quanto potrò registrare. Cerco di fare il più possibile in quanto non sono da solo, non sono solo con gli altri dell'ostello, quindi cerco di fare il possibile. Però qualche foto ve la metto. Vi giuro, c'ho una fame che non ci vedo. Ci sono 16 porzioni e siamo in 6 e non ne va fatta avanzare neanche una. Paella. Così, per rendere. E siamo in 6. Senti, scusa, No, cavo via le bottiglie dovessi prendere con... quanti gradi fa? Perché vedo che nessuno... Ok, e dopo aver mangiato 2 porzioni abbondanti di quelle 16 che avevamo, sì, mi tocca rifare il letto. E visto che non posso più fare magia in quanto la fame, cioè lo stomaco è pieno, di conseguenza sprecherei troppe energie solamente fare tac e il letto è fatto, dovrò farlo io e vi mostrerò come. Ok, letto fatto ed oserei dire in maniera impeccabile. E che altro, signori? Dopo la paella che è buona, molto buona. Ho controllato che il letto non me l'abbia rubato e quindi buonanotte. Ragazzi, sono veramente euforico. Come quando passo tutto il pomeriggio a fare assolutamente nulla sul letto. No, veramente incredibile. Sono le 4 e non ho ancora fatto nulla. Da quando ho finito di pranzare con quella magnifica paella sono da 4 ore praticamente qua disteso. Però mi rilasso e domani si lavora bene.
Ormai il pomeriggio è finito e purtroppo ho una brutta notizia da darvi. In questi giorni, nei commenti, più di una volta mi è stato chiesto di far apparire anche Santos, di far partecipare anche Santos, di rendere anche Santos parte dei giri del Jack. Però purtroppo gli ho inviato un messaggio dicendo della vostra richiesta e lui, dopo averci pensato a lungo, ha rifiutato. Quindi ragazzi, mi dispiace, mi duole dovervi dire che Santos resterà solamente una parte dei giri del Jack e non ci saranno mai i giri di Santos. Ragazzi, stasera la voglio cucinare poca, quindi farò come Autobasic e lanciare le uova. Tempo comico? Ok, no, scherzo, dai. Le cucinerò in qualche modo. Credo. Oggi è stato un pranzo abbondante, ma stasera un po' più cena da carcerati. Perché sì, io resto umile in fondo. Non è vero. Però la pelle è più buona. Senza mani, raga, senza mani! Sta scappando, mi scappa, ok. Troppo vicino, ok, perfetto. Vedete come sono magico? Vi ho già mostrato molta magia io. Ma... perfetto. Grazie cameraman, magia. Buonasera a tutti ragazzi, dopo la cena avete visto nient'altro. E comunque volevo informarvi che stasera non faremo nulla di particolare, quindi probabilmente questo qua... No, non è vero, non sarà il video da buonanotte, ne farò un'altra di video più stupidi. Detto ciò, volevo informarvi del fatto che qualche giorno fa una mia amica mi ha scritto e mi ha detto: Jack, ho bisogno di un miracolo. Ho bisogno che il Parma vinca contro la Roma. Chi ha vinto stasera? Parma-Roma? 2-0 per il Parma. Quindi, ragazzi, se avete bisogno di miracoli, basta contattare il sottoscritto. Il G del Jack farà il possibile. Ok ragazzi, è giunto il momento della nanna, ci dobbiamo abbandonare. Santos è tornato e come vi ho detto è cattivo, quindi non vuole fare i giri di Santos, quindi mi dispiace. E non vuole neanche più apparire nei miei video perché... Vero Santos non vuole più apparire? Esatto. Mi dispiace ragazzi. Di Santos ci sarà qualche collaborazione con le sue mani e ogni tanto dirà qualcosa, ma purtroppo no, non apparirà più. Comunque, cos'altro devo dire? Che la seconda parola di questo video... Ah, pensavo stessi parlando con me. No Santos, non sei in mezzo all'attenzione di tutti sempre. Capisco. La seconda parola di questo video è la sorella di Dario, quindi è Dina, quindi è lampadina. La parola di ieri era ieri di metà video è rubinetto e questa qua sarà lampadina. Buonanotte.